Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Bassiano in provincia di Latina. Il comune si trova a 562 metri sul livello del mare e conta circa 1600 abitanti. Bassiano, che è anche bandiera arancione del Touring Club italiano, è conosciuto per le sue mura e le sue torri, ma non aggiungo altro, diamo inizio al nostro itinerario. E iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Bassiano con il sindaco Domenico Guidi. Siamo qui nel suo ufficio, un ufficio dove si lavora. Allora, sindaco, ci porti alla scoperta di Bassiano. Sì, benvenuti e buongiorno a tutti quanti voi e ai telespettatori. Bassiano è un borgo medievale, raccoglie attraverso le sue 9 torri una nascosta, e l'abbiamo riscoperta attraverso il recupero di una biblioteca fantastica, collocata all'interno di una magnifica zona che sono i Monti Lepini, dove ci sono non solo l'aria buona da respirare, ma i prodotti tipici, ma soprattutto si respira cultura. Andando sul lungomura ci sono queste attività degli artigiani, degli industriosi del passato che stanno rigenerando un po' tutto quanto l'antico borgo, e questo grazie proprio agli investimenti sull'ambiente, sul turismo e sulla cultura e sull'enogastronomia. Bassiano rappresenta questo e vuole rappresentare molto di più, per cui accorrete in molti. Dobbiamo parlare dei magnifici scorci, perché poi c'è un vicolo particolare, no? Beh, anticamente era difficile riuscire a fare la dichiarazione di amore, allora passando in questo vicolo del Baciadonne bisognava per forza avere quel contatto che oggi manca con il Covid, ma che sicuramente lo riprenderemo, e invitiamo tutte quante le donne, i giovani soprattutto, le scolaresche, che vengono in molti a visitare questo vicolo, che poi si inerpica nell'ambito del paese su tutte queste viuzze del borgo antico, con dei sapori, gli odori che si sentono, e si respira quest'aria che respirava nel Cinquecento Aldo Manuzio, a cui noi abbiamo dedicato questo Museo delle Scritture del Mondo. Nella parte alta poi abbiamo ancora il basamento dell'antica torre. Certo, il collegamento con le altre 9 torri per difendersi dagli attacchi in quel periodo, nel XII-XIII secolo, era abbastanza frequente tutta una serie di lotte intestine che c'erano nel Ducato dei Caetani e degli Annibaldi che si sono susseguiti, per poi ritornare nel periodo dei Caetani per poter avere degli splendori enormi. Pensi, insomma, nel Cinquecento la famiglia Caetani emanò il primo carta costituzionale di salvaguardia dell'onore delle donne, che proprio 500 anni prima, oggi si fa una lotta tantissimo contro il femminicidio, all'epoca emanarono proprio questo diritto e perseguitavano in maniera particolare, tant'è questo palazzo che aveva le segrete, venivano incarcerati coloro che si macchiavano di un delitto contro la donna. Qui abbiamo una natura incontaminata. Certamente ci sono dei bellissimi percorsi da poter non solo utilizzare, insomma, no, percorsi vita, ma c'è questo percorso nuovo, la via per arrivare sulla Cima Nardi, in onore di questo grande nostro quasi concittadino Daniele Nardi, che è rimasto sull'Himalaya per un incidente che ha avuto, e noi lo ricordiamo attraverso il rifugio, ma anche questi percorsi natura dove poter anche raccogliere dei prodotti del sottobosco, dal tartufo ai funghi. Come è molto importante anche il sentiero che porta alla Santissima Trinità. Ci sono 2 sentieri bellissimi, uno la Santissima Trinità e un altro nel santuario del Crocifisso, nella località di Selva Oscura, dove si racconta, narra la storia, c'erano un gruppo di templari che hanno lasciato delle effigie particolari, insomma. E poi ci sono degli affreschi meravigliosi che decantano un po' tutta quanta la storia di quel periodo, di questi monti.
Perché venire a Bassiano? Ma Bassiano non solo per poterlo visitare, ma per gustarsi un fine settimana tra canti, balli, accoglienza e assaggiare il famoso prosciutto di Bassiano e tutti i prodotti derivati del maiale. Ma qual è il segreto del prosciutto di maiale? Sicuramente l'altitudine. L'altitudine, ma anche tutti quanti i prodotti, dalla ghianda, dal prodotti del sottobosco di cui si cibano questi famosi maiali per poter dare questo prodotto genuino, ma anche la stagionatura. Ci sono delle correnti particolari che vengono dal mare che stagionano in maniera naturale nei prosciuttifici e quindi si assumono quel sapore del faggio che è importantissimo. Bene, grazie al sindaco. Noi adesso raggiungiamo la chiesa di Sant'Erasmo per incontrare il parroco che arriva dalla Polonia. E con padre Gregorio Pelciar, che arriva dalla Polonia, andiamo a scoprire la comunità cristiana di Bassiano. La comunità cristiana di Bassiano è una piccola comunità che conta più o meno 1600 abitanti. Prima erano qui due parrocchie, quella di San Nicola e poi quella di Sant'Erasmo, oggi è unica parrocchia. Questa è la chiesa principale, la chiesa parrocchiale, dedicata al nostro patrono Sant'Erasmo di Antiochia, vescovo e martire. La chiesa fu edificata intorno a 1200. Sulla facciata della chiesa possiamo notare un bassorilievo che rappresenta Cristo benedicente. Numerosi restauri della chiesa hanno modificato radicalmente l'aspetto della chiesa originale. Dietro l'altare maggiore abbiamo un'abside dove viene collocato questo coro in legno scolpito da un ebanista Frattini nel 1852. Poi sopra il coro queste tre tele, tra cui questa centrale che rappresenta Ascensione di Gesù tra i santi. Abbiamo anche una cappella che ci ricollega alla vecchia chiesa. Sì, questa cappella è molto antica. In questa cappella si trovano gli affreschi del 1500 e anche una fonte battesimale sorretta da un leone in pietra di epoca romanica. E il patrono Sant'Erasmo ha una cappella a parte. Sì, c'è a fianco della sacrestia, c'è la cappella dove si trovano le reliquie del nostro patrono Sant'Erasmo e anche del nostro colpatrono che è San Bassiano. Poi qui abbiamo anche altre chiese, tra cui San Nicola, una chiesa con bellissimi affreschi. Sì, San Nicola è una chiesa che risale sempre al XII secolo, divisa in due navate con copertura a capriate. Ci sono alcuni affreschi che si sono conservati perché probabilmente tutta la chiesa era coperta degli affreschi. Abbiamo un bel affresco dietro l'altare che fu scoperto nel 1999 durante il restauro della chiesa, un affresco che sta raffigurando Assunzione della Beata Vergine Maria con Gesù Bambino. E poi abbiamo altri affreschi. E continuando l'itinerario religioso arriviamo al santuario del Crocifisso, a cui i bassianesi sono molto devoti, e lì abbiamo vari ambienti. Iniziamo da una piccola chiesetta, poi abbiamo una grotta e arriviamo al Crocifisso. Nella località chiamata Servascura si trova il santuario del Santissimo Crocifisso, dove viene conservato crocifisso in legno, scolpito nel 1673
da Fra Vincenzo Pietrosanti, che è di origine bassianese. Attualmente si trova in questa cappella dove si arriva attraverso questa grotta naturale dove sono stati conservati gli affreschi che risalgono 1400-1500. Gli affreschi che rappresentano crocifissione, annunciazione, Cristo benedicente fra i santi. Questo santuario era abitato all'inizio da questi frati francescani chiamati fraticelli. È una meta di pellegrinaggio non soltanto i bassianesi, ma anche la gente viene da fuori. Poi nel santuario tutti i venerdì di Quaresima viene celebrata la Santa Messa, molto frequentata. Poi venerdì santo una grande processione notturna con le torce da San Erasmo fino al santuario, e poi il giorno di Pasquetta ormai è la tradizione che viene il nostro vescovo a celebrare la Santa Messa. Abbiamo tante tradizioni, innanzitutto tante processioni, e i bassianesi sono molto legati con queste tradizioni. San Rocco è molto venerato qui a Bassiano. Si trovano due statue di San Rocco. Una, quella antica, che si trova qui nella cappella vicino all'entrata, questa statua davanti al quale i bassianesi pregavano durante la peste del Cinquecento. Qual è il messaggio che dà ai cittadini? Penso che è importante che noi bassianesi manteniamo queste belle tradizioni che sono state trasmesse da generazioni passate e che possiamo offrire e dare anche alle generazioni future. Grazie al parroco, noi adesso ci spostiamo per scoprire le tipicità di Bassiano. In una tipica osteria taverna del borgo antico di Bassiano con Davide Gavillucci, che sarebbe l'oste a questo punto, Buongiorno. Andiamo a presentare alcune tipicità e alcuni piatti tradizionali del luogo. Noi qui siamo una piccola osteria a livello locale e partiamo con la presentazione dei nostri antipasti, dal famoso prosciutto di Bassiano che accompagniamo con altri salumi, prosciutto normale, affumicato, stagionatura minimo 24 mesi. Poi abbiamo la pancetta, guanciale, la coppa di testa, la lonza e le coppiette. Perché so che qui ci sono due prosciuttifici. Due prosciuttifici che fanno la stagionatura di questa eccellenza locale, esportata a livello nazionale e anche all'estero. Poi noi negli antipasti accompagniamo in generale anche con dei pecorini, sempre della zona, normali e speziati. Qui ne abbiamo un tipo naturale, un tipo aromatizzato al peperoncino, poi usiamo anche malva rosmarino, pepe rosa. Mozzarella di bufala e ricotta. La mozzarella di bufala non è un prodotto proprio locale, ma è della pianura pontina. Le olive locali. Poi passiamo alla presentazione dei piatti. Io oggi ne ho preparati due. Uno tradizionale della vecchia tradizione locale e un nostro piatto che ci siamo un po' inventati noi. Ecco, questo qui, il primo addirittura va indietro nel tempo perché sì. Non si sprecava niente, non si sprecava niente, era un po' il piatto povero del popolo bassianese, la rinomata zuppa di fagioli. È una base di pane raffermo, pane casareccio, anche qui a Bassiano abbiamo 3 forni che producono pane. La zuppa viene preparata con pane raffermo, un brodo di fagioli. Noi mettiamo un misto borlotti cannellini che prendiamo sempre qui nella zona, aromatizzata con degli aromi, finocchietto selvatico, mentuccia, cipolla, peperoncino, un po' di aglio, l'olio naturalmente non deve mancare locale e poi il gambuccio di prosciutto. Quest'altro piatto qui è un piatto che noi ci siamo inventati e l'abbiamo chiamati paccheri alla vassianese. Vassiano è il termine dialettale di Bassiano. È un ragù rosso, una base di ragù rosso con misto sempre del maiale, prosciutto affumicato, guanciale e pancetta. E noi poi non facciamo mancare una spolverata di pecorino locale. Passiamo ai secondi. Io ho voluto preparare il più tipico, non a chilometri zero ma a metri zero. E le salsicce che noi abbiamo qui nella macelleria a 3 metri. La famosa salsiccia di Puccio. Puccio è il macellaio che fa queste salsicce e è conosciuto in tutta la regione Lazio. E si accompagna bene con il broccoletto, spadellato in padella con aglio e olio, e una bruschettina.
per chiudere, dolci. Qui ho fatto 2 dolci locali, le tipiche ciambelline al vino e questa viene in basinese chiamato bolognese. È una pasta a base di uovo. E poi abbiamo i vini locali, perché Vini anche locali, qui... sì, ecco, io ho dei vini locali etichettati a nome mio, ma che prendo a Cori, che è, diciamo, il punto nostro di riferimento come DOC e Lepina. Ecco, diciamo che qui nel centro storico ci sono tanti ristoranti, no? Sì, noi qui a Bassiano siamo in tanti, per fortuna, e per fortuna lavoriamo tutti. Se lei calcola in un paese di 1600 abitanti possiamo contare 14-15 punti ristoro. Una domanda che facciamo sempre: che cos'è per lei Bassiano? Per me Bassiano ci sono nato, quindi è il mio paese, ci lavoro, ho avuto questo sogno mio da ragazzino di aprire un piccolo ristorante, osteria, ci sono riuscito, cerco di farlo con tanto affetto, tanto amore, sperando di fare belle cose, buone cose e accontentare i clienti che ci vengono a trovare. Tra l'altro qui viene aiutato dalle sue figlie. Sì, la nostra è un'impresa, una piccola impresa tutta a livello familiare. Ci sono io, le mie figlie, i miei generi. Vogliamo fare un invito a venire qui a Bassiano con il dialetto locale? Vi faccio un invito di venire subito a Bassiano perché questa roba non va solo vista ma anche magnata. Quindi venite a trovarci per mangiare tutte queste belle robe. Grazie al signor Grazie Davide. a voi. Quindi noi ci spostiamo adesso e andiamo a visitare l'importante Museo delle Scritture. E adesso con Costantino Cacciotti, presidente del Consiglio Comunale di Bassiano, vi portiamo alla scoperta del museo intitolato ad Aldo Manuzio. Però dobbiamo subito iniziare con una cosa, perché qui siamo all'interno del Palazzo Caetani, che era l'antica porta del paese. Sì, certo, come ha detto lei, questa era l'antica porta del paese. La porta che si vede è chiamata Porta Salamandra, dove nell'antichità si entrava ed era l'entrata principale del paese. Chi entrava o entrava da solo oppure entrava con le bestie, magari lasciando le bestie in questa zona qua, e poteva avere libero accesso al paese, magari pagando anche un dazio lasciando gli animali. Un museo che è intitolato ad Aldo Manuzio. Chi era Aldo Manuzio? Sì, il museo, il Comune di Bassiano l'ha intitolato Museo delle Scritture dedicato ad Aldo Manuzio. Aldo Manuzio è nato a Bassiano nel 1449 ed era un tipografo, stampatore di quell'epoca. Nato a Bassiano, si è trasferito a Roma, Carpi, Mirandola, Ferrara, fino ad arrivare a Venezia, dove ha messo la prima stamperia dei libri. Lui è stato l'inventore del libro tascabile, dei caratteri in corsivo, dell'apostrofo e dell'accento, ed è un nome molto famoso che è conosciuto in tutto il mondo. Tant'è vero che ci sono anche dei musei dedicati a lui. E qui abbiamo proprio la copia di tutte le macchine che utilizzava. Sì, qui, come vedete qua ci sono le copie delle macchine che lui utilizzava, ma ci sono anche dei piccoli oggetti che sono i caratteri in corsivo, carattere a stampatello e tante altre cose che fa riferimento ad Aldo Manuzio. Il marchio particolare che si trova in tutti i libri che Aldo Manuzio ha scritto è l'ancora e delfino, che significa a fretta di collentezza. Ma ci tengo a dire una cosa di cui lui ci teneva tanto e credo che in tutti i libri lui scriveva una frase simbolo per lui e che diceva: se si maneggiassero più libri sicuramente ci sarebbero meno guerre. Però abbiamo anche altri settori. Abbiamo anche altri settori, abbiamo il Museo dei Graffiti. Questo, la parte di là dei locali erano le carceri del 1600, 1700, 1800, quando a quell'epoca c'era la famiglia degli Annibaldi, dei Borgia, dei Caetani. I graffiti sono i disegni che facevano i carcerati di quell'epoca. Ci sono delle date che portano al 1805, poi ci sono, ad esempio, c'è raffigurata la Madonna delle Sette Spade, c'è il famoso nodo di Salamone, c'è raffigurata una barca o un veliero, che questo può significare che l'ha fatto un carcerato che veniva oltreoceano, oltremare e tante altre cose. Abbiamo anche la ricostruzione
di una scuola, una stanza di una scuola del 1930? Beh, stiamo nel Museo delle Scritture, come non potevamo non mettere una scuola con dei banchi dell'epoca, con dei libri, con delle scale, e come potete vedere ci sono anche dei cappelli che andavano di moda molti anni fa. Un paese che vive, perché poi ci sono tante manifestazioni nel corso dell'anno. Certo, a giugno c'è la festa del Santo Patrono, che ricade il 2 giugno, ma la manifestazione più importante è la Sagra del Prosciutto, che si fa ogni fine mese di luglio di ogni anno. E poi c'è il Ferragosto Bassianese, ma c'è anche la Sagra del Formaggio Pecorino dei Montelepine. So che avete anche un ufficio informazioni poi. Sì, l'ufficio informazione, c'è la Prologo che funziona molto, ci sono dei ragazzi che si danno molto da fare per quanto riguarda le feste e per quanto riguarda tante altre cose. Approfitto per dire che sono 4 anni che noi abbiamo lanciato il concorso Il Presepe più bello. La popolazione costruisce presepe nel periodo di Natale e poi il migliore viene premiato da una giuria fatta apposta. Lei è stato anche sindaco, ma se dovesse fare un invito a venire qui a Bassiano nel dialetto locale, che cosa direbbe? Nel dialetto locale ci stanno tanti dialetti. Sentite, dovete venire a Bassiano per vedere tante cose, ci sono tante cose da vedere, tante cose da mangiare, tante cose da gustare, tante altre cose da passeggiata, eccetera, eccetera. Grazie a Costantino Cacciotti, noi adesso ci spostiamo per scoprire altre curiosità di Bassiano in provincia di Latina. E adesso abbiamo raggiunto questo antico frantoio che però oggi è un museo dell'artigianato. Incontriamo il signor Pietro Mercuri e lei da 73 anni lavora in legno. Sì, da mio padre, da miei zii, da mio nonno e via. Ho continuato io, il mio figlio ancora continua, lavorando in legno. Vedo tanti soggetti, dai giochi di bambino alle sedie. Sì, abbiamo fatto qui le trottole per i ragazzini, no? Le trottole, cioè, varie cosette, sono tante belle cosette. Abbiamo fatto un altro frantoio lì nell'Ottocento, trainato con l'asenello, no? E poi abbiamo fatto tante altre lavorette, abbiamo fatto Alto Manuzio, tante cose qua ci sono, praticamente toilette della volta, del Settecento, lavoro di tutto quanto, ulivo, castagno, noce, ciliegio, tutto misto. Quindi lei già parte proprio dalla preparazione del legno, anzi va proprio qui nei boschi a trovarlo, Esatto, no? questo io ho la segreteria sopra lì vicino al prosciuttificio e me lo preparo solo, me lo faccio stagionare da solo il legno e poi una volta stagionato lo metto in opera. Diciamo che in base poi al pezzo del legno lei... Io dal tronco ricavo, ecco qua, faccio i mobili, ricavo i mobili. Vedo anche delle belle cassapanche. Questa è una cassapanca da una volta dove andavano vicino al caminetto, queste qua le mettevano. Quindi lei 12 anni, aveva 12 anni, stava a fianco a suo padre. Mi è piaciuto tanto questo di lavorare a legno, era la passione mia. La passione mia. Ricorda il primo oggetto che ha creato? È un comodino, sì. Poi ho creato anche il coso, quelle portasale lì. Ho cominciato col piccolo, poi mano a mano ho cercato di ingrandire i lavori, cioè migliorarli, ecco. Sono veramente tanti gli oggetti che crea. Ho visto tante. anche le cosiddette scifette, no? Che sono dei piatti di legno. Il piatto di legno, esatto, sì. Il piatto di legno e tutto. Ferro da stiro, la processione di legno, vedi, questa una volta. È la prima volta che vedo un ferro da stiro di legno. Quindi lei rifà quelli che erano in ferro. Ferro in ferro, esatto, erano prodotti in legno. Ma vedo anche altre cose qui, tipo delle serrature. È un appassionato anche di oggetti. Questo io l'ho ricavato facendo dei lavori qui nelle cantine di Bassiano, come sostituivo il portone nuovo e io toglievo la ferramenta vecchia e l'ho sempre conservata perché era la passione mia, con le chiavi, vedi quante chiavi ci sono lì. Le pialle anche. Anche le pialle, sì. Ma qui fino a quando c'è stato il frantoio? Fino all'83, poi è stato chiuso per motivi perché qui prima le acque sporche se ne andavano a cielo aperto
e qui non c'è un punto per poter fare un depuratore. Siamo in mezzo alla strada qui. Questo è un museo dell'artigianato che è sempre aperto. Sì, sempre aperto, sì. La domenica è sempre aperto. Se anche ha chiuso, poi lei sta qui in paese. Sì, poi sto sempre qua, sempre qualcosa per dire qualcuno, mi chiama, vengo io. Ma so che lei è stato anche all'estero. Sì, ho fatto diverse, è stato in Africa, è stato in Germania, in Svizzera, Però quando era lì aveva sempre in mente Bassiano. sempre, è logico. Bassiano era Bassiano, certo, poi ho dovuto ritornare perché giustamente era la famiglia e facevo, non potevo lasciarla sola. E la cosa bella è che quando qui arriva il visitatore la vede anche lavorare, perché questo funge anche da laboratorio, no? Come no, sì, c'ho il banco da lavoro, le attrezzature ce l'ho lì, vedi? Tutte scarpelle, queste cose, pialle. Quando vede qualche cosa, io mentre che lavoro creo qualcosa e ce lo faccio vedere, quel banco sta qui. Grazie al signor Pietro Mercuri, maestro artigiano, perché dopo 73 anni lo possiamo dire che è un maestro artigiano. Noi da Bassiano vi salutiamo. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Bassiano in provincia di Latina e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!